Rieccoci a TV7 Comuni, siamo con il sindaco di San Donà Alberto Teso e adesso è il momento di parlare di PNRR, vero Belmari? Sì, infatti abbiamo un contributo che parla proprio come San Donà utilizzerà i fondi PNRR. Un nuovo polo fieristico e un'area tutta da riscrivere. San Donà di Piave è pronta ad utilizzare i fondi PNRR per nuovi progetti, ma qualche incertezza rimane. Da una parte c'è il futuro dell'ex magazzino generale Confrutta, del quale è prevista la riconversione in polo fieristico. L'amministrazione Teso, dopo aver ridimensionato il progetto originario, ha dato il via alla gara d'appalto. 6 milioni di euro da PNRR e circa 500.000 a carico del comune. L'inizio dei cantieri è previsto per ottobre e la durata sarà di circa un anno. In tempo, si pensa, per la fiera campionaria del 2025. 2.000 metri quadrati coperti ed espandibili, utilizzabili a moduli. L'obiettivo è di non renderla una cattedrale nel deserto, ma farla vivere durante tutto l'anno, con il necessario apporto di un ente privato per la gestione. Notizie meno buone per l'altro progetto finanziato da PNRR, ossia la Cantina dei Talenti, l'ex cantina sociale. In questo caso i 5 milioni di euro ricevuti non sono sufficienti a completare l'opera e, soprattutto, non si sa bene come utilizzarla una volta completata. Il tema non solo è costruire un nuovo edificio in zona stazione, ma dare un senso ed uno scopo alla sua presenza. Sindaco, andrei direttamente al tema della Cantina dei Talenti. Che futuro ci può essere per questa zona e per un progetto che abbiamo capito desta qualche preoccupazione? La zona è importantissima perché in questa area a nord del centro di San Donà per settembre 2024 apriranno la nuova stazione del treno e la nuova stazione degli autobus. Si chiama Porta Nord proprio perché sarà il nuovo accesso da nord a San Donà di Piave, un progetto che ha quasi 20 anni e ormai è arrivato al traguardo. A fianco delle stazioni ci sono delle aree che erano dismesse, perché questa era una vecchia zona artigianale, industriale di San Donà che adesso deve essere rivalutata. Abbiamo aree di proprietà di privati e alcune aree che per permute e cessioni da parte dei privati sono di proprietà del comune. Le due principali sono gli ex magazzini della Confrutta e l'area della ex cantina sociale. Quest'ultima è quella che ci preoccupa di più, è una struttura di cemento enorme, utilizzata fino agli anni 70-80 come per la produzione di vino, poi dismessa e adesso è un manifesto di archeologia industriale. È di proprietà del comune. L'amministrazione precedente aveva ottenuto questi finanziamenti europei per un progetto un po' vago secondo noi, il coworking, una cucina di comunità, un incubatore di start-up, situazioni che non hanno ottenuto riscontro nella società e non hanno futuro secondo noi. Quindi andare a investire 5 più 2,5 milioni di euro su questa struttura senza sapere quale sarà il suo futuro ci sembra un salto nel buio. Insomma, i fondi del PNRR sono fondi a prestito che gli italiani, i nostri figli dovranno restituire, quindi ho detto più volte, insomma, o li spendiamo bene oppure facciamo a meno di spenderli, cioè non sono un regalo. Io vorrei sicuramente spenderli e realizzare qualcosa di utile, però in questo momento non sappiamo assolutamente cosa andare a costruire in quell'area, è un'area enorme e da soli non ce la faremo né a costruirlo né a gestirlo. Abbiamo contattato uno studio di Verona, uno studio che si occupa di partenariato pubblico-privato, si occupa esclusivamente di questo e stiamo tentando di capire se ci può essere un fondo di investimento o un privato che possa vedere qualcosa di economicamente sostenibile in quella struttura. Per esempio siamo attaccati alla stazione del treno, in 25 minuti si arriva a Venezia, potrebbe essere una cittadella scolastica per cui uno studente universitario dorme a San Donà a costi molto inferiori rispetto a Venezia e arrivare in 20 minuti a Piazzale Roma. La nuova rete ferroviaria entrerà a Tessera, quindi si entra in aeroporto, sarà possibile dormire a San Donà per esempio e in un quarto d'ora, 10 minuti essere all'aeroporto, potrebbe esserci uno spazio per alberghi, però insomma, sono cose che l'amministrazione non deve fare l'imprenditore, è il privato che deve fare attività di impresa e su questo credo sia una base fondamentale dell'economia, quindi adesso ci dedicheremo entro fine anno per trovare un partner privato importante, altrimenti dovremo prendere qualche decisione diversa, non esclusa la restituzione, cioè il mancato impiego dei fondi.
Ecco, dove invece c'è una roadmap un po' più precisa è nell'ex liceo, che tra l'altro so essere il suo ex liceo, giusto Sindaco? Proprio dietro il comune. Sì, sì. Quella era una bella struttura, insomma io sono molto affezionato perché era anche è stata la mia scuola, sono stato in consiglio di istituto per tanti anni poi, è stata dismessa perché la scuola si è spostata in una struttura più grande e più efficiente, ospita il liceo classico e il liceo linguistico, e questa struttura che oggi è chiusa, insomma, ha un edificio a parte che è una palestra e un corpo centrale di due piani di 800 metri quadrati l'uno, utilizzati fino a giugno dell'anno scorso, e cui io vorrei fermamente mantenere la destinazione formativa. A me piacerebbe che quell'area lì, che è in Viale Libertà, quindi comunque un'area scolastica, San Donà è un polo scolastico fondamentale, abbiamo 10.000 studenti a San Donà di Piave tra San Donatesi che arrivano dai comuni vicini. Mi piacerebbe che quell'area lì restasse a scopo formativo. Il mio sogno, l'ho detto in campagna elettorale, ci sto lavorando, è portare a San Donà un ITS, un istituto tecnico superiore, il corso biennale post diploma che dà una preparazione specifica agli studenti diplomati. I due settori che mi interessano di più e che ho sentito, insomma, che Confindustria, gli artigiani, Confcommercio, potrebbero essere il meccatronico e l'information technology. Sono due branche di grandissimo interesse, c'è molto contemporanee anche. C'è un'enorme richiesta da parte delle aziende, abbiamo un tessuto industriale a San Donà importante, abbiamo aziende con centinaia e centinaia di dipendenti che cercano queste figure qualificate. In quell'area lì portare un istituto tecnico superiore vorrebbe dire migliorare e completare l'offerta formativa di San Donà. Mi piacerebbe che l'ex liceo restasse a destinazione formativa. Mi pare di capire che c'è molta attenzione ai giovani da parte dell'amministrazione, che fosse un tema di cui dobbiamo prendere coscienza un po' tutti, in tutti i comuni. Che iniziative state prendendo per coinvolgere sempre di più i giovani, i cittadini più giovani all'interno della comunità? I momenti più belli in questi 4 mesi di attività amministrativa sono stati proprio il confronto con i ragazzi. Dai bambini più piccoli, la prima cosa che ho fatto con l'assessore uscente, insomma, che molto gentilmente mi ha accompagnato, anche se siamo di provenienza politica diversa, ma devo dire che c'è stata una grande collaborazione con l'amministrazione uscente, mi ha accompagnato nelle varie scuole a portare i diplomi del pedibus per i bambini che venivano a scuola a piedi. E l'accoglienza che mi ha riservato i bambini e i ragazzini è stata eccezionale e emozionante. Poi ho incontrato i ragazzi delle scuole superiori. 2 giorni fa sono stato al Volterra, il nostro istituto tecnico che ha oltre 1000 iscritti, ha 150 diplomati all'anno. Sono stato a premiare i ragazzi che hanno vinto il campionato mondiale di robotica. Quindi una scuola di eccellenza che sforna studenti con grandissime capacità, ricercati dalle aziende già dal 4º anno, dal 3º anno, molto prima della maturità. Su questi noi dobbiamo investire. Purtroppo la crisi della natalità, l'inverno demografico affligge tutta la nostra comunità. Anche San Donà ha un tasso negativo del 50%, cioè i morti sono il doppio delle nascite. Certo. La popolazione cresce perché c'è immigrazione, certo. Immigrazione anche dai comuni vicini, anche dalle città vicine, perché c'è una buona qualità della vita. Ma i ragazzi devono avere la possibilità di crescere da noi, di trovare un ottimo lavoro. Io dico sempre, l'ho detto anche ai ragazzi l'altro giorno, non è vero che è un sussidio che vi dà la dignità di vivere. La dignità viene data da un lavoro che sia soddisfacente, che sia emozionante, che sia equamente e giustamente ritribuito. Questa è la sfida che ci spetta e l'imprenditore ha capito ormai che il patrimonio più importante che ha, il patrimonio fondamentale, è proprio le persone che lavorano con lui. Su questo bisogna investire. Quindi ai ragazzi dobbiamo dare formazione scolastica di qualità e spazi per potersi esprimere dopo e potersi divertire con serenità anche in un centro città, in un centro cittadino che non è Jesolo ovviamente San Donà, ma su cui contiamo di creare degli spazi di aggregazione per i ragazzi. Sindaco, noi in chiusura di trasmissione chiediamo sempre ai nostri ospiti di formulare 3 richieste da presentare agli enti di natura locale, come può essere la provincia, di natura regionale e anche statale, se ovviamente ci sono, e ci sono dei desideri particolari che il Comune vuole in qualche modo vedere esauditi. Oddio, desideri ne abbiamo tanti. Allora, a livello locale, per esempio, come vi ho detto, insomma, la cultura e l'offerta di eventi mi interessa molto, e la collaborazione con la città metropolitana su questo è importante. Per esempio, un sogno che ho è portare l'orchestra della Fenice a San Donà. Abbiamo un bel teatro metropolitano, il teatro Astra, con un'ottima acustica, ospitiamo dei concerti importanti, dei concorsi pianistici internazionali. Avere la Fenice che suona
a San Donà sarebbe veramente un grande desiderio. Bello. Su questo insomma la città metropolitana ci potrebbe dare una mano. A livello regionale l'ostacolo più grosso che abbiamo, che ho accennato prima, è quello sul piano per la gestione del rischio alluvioni. È in mano alla Regione, l'assessore Bottacin è venuto a trovarci la settimana scorsa, noi contiamo veramente che questi interventi partano a breve, so che sono già arrivati i primi decreti di occupazione d'urgenza delle aree, è un intervento importante, come ho detto 10 milioni di euro di rafforzamento degli argini, l'autorità di bacino ha identificato 3 punti di rischio di rottura dell'argine, cioè vuol dire proprio che se l'argine si rompe il Piave esce e allaga. Lì abbiamo la Lafert, che è una grossa multinazionale, oggi Sumitomo è giapponese, ha 35.000 metri quadrati di sviluppo previsti e 400 assunzioni bloccati per il rischio idrogeologico, perché non si può costruire ad oggi. Bisogna risolvere. E quindi bisogna risolverlo assolutamente. Alla Regione chiediamo questo impegno e questa certezza che nell'arco di 12-18 mesi la situazione si sblocchi. A livello nazionale, secondo me, l'investimento più grosso che possiamo fare è, come ho detto prima, insomma, i giovani e aiutare anche le famiglie ad avere figli. La crisi della natalità purtroppo spesso è una scelta imposta alle mamme che non hanno possibilità di avere asili nido, possibilità di trovare una sistemazione per loro subito dopo la nascita dei bambini. Con Confindustria ho lanciato un'idea, e anche questo è un sogno nel cassetto, l'asilo aziendale. Mi piacerebbe tanto riuscire ad avere la possibilità di lasciare le mamme al lavoro, rientrate insomma, dopo il parto, e di avere i bambini a poca distanza dal modello loro posto di Olivetti, lavoro. diciamo. Modello Olivetti, proprio questa impresa vicina, io credo molto all'economia civile, no? Al ruolo sociale dell'impresa, che vabbè, il professor Zamagni, insomma, professore di economia, io lo seguo molto, insomma, di Bologna, sostiene molto questo ruolo proprio da Adriano Olivetti, insomma, questo ruolo che l'economia italiana, diversamente dall'economia anglosassone, può avere, la vicinanza ai lavoratori, la vicinanza alle famiglie, una condivisione, anche una partecipazione negli utili d'impresa, perché no? Non è un'idea di sinistra, insomma, è un'idea che secondo me va cavalcata, i tedeschi lo fanno da anni e dovremmo anche noi avvicinarci a questo. Molto bene Sindaco, grazie di questa conversazione e anche di queste richieste, ci faremo portavoci per quanto possibile, insomma, e buon lavoro. Grazie a voi e grazie ai nostri telespettatori. Belmaris. Grazie Sindaco, grazie a tutti i telespettatori, vi ricordo che potete mandarci i messaggi al 347 247 1498 oppure mandarci una mail a tv7comuni@gruppotv7.com con le richieste che porremo ai nostri primi cittadini. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata e vi ricordo che TV7 Comuni torna giovedì prossimo, sempre alle ore 21 su canale 19. Una buona serata con il nostro gruppo TV7.